No, I'm not a writer. Buongiorno Italia. Sì dai, buongiorno Italia ci sta. No, senza buongiorno un cazzo. Oh ragazzo, bellissimo, bellissimo. Allora, intanto il mal di dente è andato via, insomma, quindi posso anche ricominciare a fare un po' di video, no? Cosa succede? Adesso sta iniziando a nevicare di brutto. In questi giorni però ho fatto una mega gelata e a me dispiace perché avevo male al dente, quindi non riuscivo a farti vedere tutto, a spiegarti che si era ghiacciato lo scarico delle acque grigie, che poi avevo risolto mettendo dell'acqua calda, non proprio bollente bollente, calda, con sale e alcol etilico, e lì alla fine sono riuscito a sbloccare il tutto, no? Poi cosa succede? In giro adesso ci sono tutti i rubinetti ghiacciati il che significa che io sono anche senza acqua il che significa adesso per lavarmi io praticamente ho messo un po' di acqua nel pentolino, cioè tutto ciò è veramente molto wild, ti garantisco che la sto percependo come una sorta di avventura, ma di avventura sull'avventura, una cosa veramente stranissima, tanto strana, tanto figa. Non so perché ho preso un cucchiaino, questo testimonia quanto rincoglionito sono la mattina. E adesso scaldiamo un po' l'acqua e provo a lavarmi la faccia e i denti, figata. Dopo da venerdì dovrebbe smettere, cioè da domani dovrebbe smettere la pioggia e quindi insomma si ritorna alla normalità. No, la pioggia, la neve. Ho preso il caffè, sì, devo ancora entrare in circolo. Sì, mi è proprio dispiaciuto non fare quei video, anche perché veramente l'avventura è stata proprio simpatica, insomma, che c'era un po' il timore di spaccare i tubi, e comunque l'acqua che non potevi usare, quelle cose lì, alla fine comunque, cioè l'acqua interna non si è ghiacciata, però quella di scarico sì, quindi la doccia aveva iniziato a fare il laghetto, il rubinetto non scolava, hai capito? Allora io come soluzione temporanea ho utilizzato sta bazzinella, cioè io mi lavavo qua, dopo la svuotavi dentro il coso, il tombino. Sai, se non è che questo wild, cazzo, forse è più wild questo di quando prendi con la casetta tutto funzionante e vai in mezzo ai boschi e montagne. Beh, in realtà la soluzione c'era. Praticamente cioè, potevi andare, ad esempio c'è il distributore dell'acqua qua che fa l'acqua a 7 centesimi, 1,5 litri, oppure si poteva andare anche a prendere delle bottiglie di naturale, quella da Pochischei al supermercato, e si riempiva con quello. Però sai, avevo proprio voglia di viverla sta roba, proprio una roba, non lo so, ho voglia di vivere sta cosa, sono tutte quelle avventure che uno dice ho voglia di farla, no? Hai capito? Cioè, non è che ho detto è la cosa migliore, no, ho voglia di farla, provarla ed essere così pronto anche a questa evenienza, cioè di sapere fare tutto, di saper superare ogni circostanza, quindi anche questa, che se non la vivi, questo vale un po' in tante altre cose, non la sai fare. Ok, confermo, bellissimo, non nel senso che voglio vivere così, ma cioè, utilizzando la pentola eccetera, assolutamente, ma nel senso che voglio essere capace anche di fare questo, come ti dicevo prima, no? Voglio sentirmi una bestiazza che non si ferma davanti a nulla nel mondo, perché non possono essere queste cazzate che uno non trova l'acqua a complicarti la vita. Ok, guai. Questa mia bazzinella è veramente molto interessante. Ho anche parcheggiato sopra il tombino proprio, così le grigie vanno dirette sotto là oggi. Nulla, si ghiaccia e via, perché sì, appunto, per evitare danni più che altro alla valvola, quando ghiaccia il tutto è sempre meglio lasciarla aperta. Di solito c'è chi mette tipo un secchiello sotto, una mastella, poi dipende insomma dal tipo di temperatura. Quando sono troppo andiamo troppo sotto lo zero, magari è anche il caso di non usare più l'acqua dei tubi, dei rubinetti. Io poi avevo l'accortezza, quelle poche volte che la usavo prima che iniziasse a ghiacciare la notte,
dopo aver spento la pompa dell'acqua calda, secondo me era una buona cosa anche svuotare i rubinetti, cioè io li facevo andare fino a quando non buttavano fuori tutta l'acqua che avevano in pressione. Questo perché nel caso in cui magari nei vecchi camper, insomma, che hanno i tubi, non dico esterni, però magari in posti dove il riscaldamento non arriva bene, che non ghiacciassero i tubi lì, no? Perché se è un tubo esterno, tipo quello delle acque grigie, vabbè, lo cambi, è una cazzata, un pezzo di plastica. Ma quelli interni, insomma, dopo devi iniziare a smontare, fare brigare, no? Quindi sono già cazzi. Quindi ho fatto anche questa, no? Sempre secondo i miei istinti, cioè è bello così. Avevo anche iniziato io a cercare su internet come sbloccare il discorso delle acque, cioè alla fine parlavano di paraflu che però corrode qua e là, dopo dicevano ma lascia stare, ma non si fa niente, bisogna aspettare che sghiacci, fino a quando alla fine ho fatto quello che più mi viene meglio, cioè fare di testa mia come sempre. E allora ho fatto, come ti dicevo prima, sto cocktail, acqua, sale, che non dovrebbe andare tanto bene il sale, però insomma non è che lo usi sempre, e alcol etilico. Secondo me con l'alcol etilico ha funzionato, perché col sale, acqua e sale avevo già provato, non era successo niente, e anche bella calda l'acqua, non era successo niente. Poi ho provato con l'alcol etilico, oh, ha funzionato, porca miseria, splash! Boom, via a volare dai. Ciao cagnolino pericoloso, vado avanti. Andiamo a volare. E là, inizia la neve. Giustamente ho dimenticato l'ombrello in camper, giustamente. Allora, vabbè, la stufa ovviamente come sempre è accesa, quindi cane pericoloso, chiaro che è il calduccio come sempre, e in teoria col caldo del camino non dovrebbe appoggiarsi sopra dove c'è il camino, quindi problemi zero. Cazzo, figata, da quant'è che non vedevo la neve, bellissimo, bello. L'unica cosa da sperare, che adesso andiamo a controllare, è che la neve non abbia chiuso il camino della stufa. In teoria no, perché il camino butta caldo, quindi, però insomma vediamo, perché c'ho CP dentro, hai capito? CP, cane pericoloso. Eccoci. Allora, il tetto mi sembra abbastanza libero, eh? Che bella stalattite sotto. Senti, CP mi ha già sentito. Speriamo. Permesso. Oh, che calduccio, perfetto. Opla. Mettiamoci le ciabattine per non smerdare gambere. Tac e tac. Vediamo, stufa, stai andando perfetto, eccellente cane, amore, sei qua bella al calduccio, te, bella faiga, bella faigona, dai che adesso mangiamo 2 pappe e dopo andiamo, sì, dammi il 5, come faceva Willy, psh, così, sì, dammi il 5, così mi dai il 5, come mi dai il 5, mi prendi in giro, bella faiga. Allora ragazzo, noi oggi l'unico problemino che abbiamo è l'acqua, che siamo senza acqua perché tutti i rubinetti in giro, distributori, parchi eccetera, sono tutti congelati o sono chiusi, sigillati, il resto sono tutti ghiacciati, quindi non buttano proprio fuori acqua, no? E quindi l'amorosa porta stasera dell'acqua di rubinetto da qualche parte, non lo so come la porta, in manga qua attraversa. Abbiamo comunque degli emi, la necessità di prendere pappe di emi. Per carità, no, ne abbiamo ancora per quello, sì, perché abbiamo tutta la carne, quella tipo nei salsicciotti, hai capito? Con riso soffiato, le crocchette abbiamo finito, ma il resto ne abbiamo, insomma, vero cane, non preoccuparti. E poi da domani o stanotte inizia a piovere, quindi toglie via la neve, quindi mi sposterò e farò l'acqua. Anzi no, sabato lo porto a montare i pannelli, sabato questo. Oggi è giovedì, quindi ancora 2 giorni, poi super pannelli. Adesso vabbè, ti anticipo proprio stravelocemente, i 2 super pannelli, uno da 100, uno da 120, il pizzo di carica, tutte le sue cosette, e mi chiudono la cappa della cucina per fargli stare i pannelli, perché li ho voluti io quelli grossi. Ci sarà anche una modifica da fare al portapacchi, e mi mettono il camino, siccome c'era da spostare un po', alzare un pochino il camino, mi mettono il camino, quello che protegge dal vento a 360 gradi, così non si spegne più la stufa. Quindi sì, due cose in uno.